Ciao Sisi Lovers, io sono Gaia, benvenuti a Palermo nel mio laboratorio. Questo è un laboratorio di modellistica in primo luogo e sartoria. Io ho cominciato quando ero veramente piccola, seguendo un po' la passione di mio nonno che era sarto da uomo. Intorno ai 23 anni ho deciso di provarci anch'io e ho cominciato facendo abiti da sposa, proprio un mondo molto diverso da quello che faccio adesso. Dopo tanti anni di abiti da sposa e grandi soddisfazioni in questo senso, ho convertito, diciamo, questa competenza, questo know-how acquisito in una manifattura conto terzi per tutti gli stilisti che, diciamo, mi contattano, per gli amici che hanno un'idea geniale a volte, come quella qui dei ragazzi Sisi Lovers, ma di ogni tipo. Metto a disposizione le mie macchine, le mie competenze, soprattutto i miei modelli, perché io sono modellista, infatti, diciamo, insegno anche all'Accademia di Belle Arti, appunto, modellistica. Sono felice di fare parte di questo progetto, mettere a disposizione le mie competenze, la mia esperienza e oltre che, diciamo, tutto quello che è la passione che io metto nel mio lavoro. È un lavoro antico che stiamo cercando con fatica di preservare. Il lavoro sartoriale artigiano sembra essere diventato quasi in via di estinzione, e allora noi con questo progetto proviamo a tenere in vita un lavoro che secondo me è bellissimo e nello stesso tempo ci proviamo a dare al Made in Sicily quello che è il giusto valore, il giusto slancio, e portarlo in giro, speriamo, in tutto il mondo. In ogni caso vogliamo cominciare con alcune piccole cose, ma abbiamo grandi idee, io mi metto insieme ai ragazzi perché ho sposato il loro progetto, diciamo, in pieno, e dico si parte da cose semplici che però non è facile trovare fatte a mano, come la felpa o una t-shirt, che normalmente sono prodotti, diciamo, più fast, quasi sempre di importazione, e invece noi vogliamo scommettere su un prodotto fatto con materiali di altissima qualità e, questo senza falsa modestia, anche definizioni di altissima qualità, tutto, diciamo, con un marchio grande che è il Made in Sicily. Dico grande nel cuore, ma anche speriamo nei risultati, andando più nel dettaglio di quello che stiamo facendo con il progetto Sisi Lovers. E come vedete sul tavolo c'è un po' di tutto, perché, dicevo, siamo partiti con le t-shirt, le felpe, ma senza dimenticare il grembiule, per favore, perché è fondamentale. Il grembiule è la chicca di questa collezione, secondo me. Vedete sul mio tavolo da taglio quelli che sono gli elementi che lo compongono, c'è questa tasca bellissima con la forma della nostra regione, ma anche la trinacria di Sisi Lovers, con un insieme assolutamente scoppiettante. Poi si è sviluppato il progetto per l'arredo da cucina, quindi il runner, molto sempre con un tema siciliano, anche questi curati nel minimo dettaglio, le borse mare, borse city, che sono tutte col tema siciliano, non solo nella grafica, nei decori dei carrezzi siciliani e comunque il tema delle ceramiche siciliane, ma anche nel richiamo della forma della coffa, che è la forma tipica della borsa siciliana. Poi, diciamo, possiamo fare andare la nostra fantasia ancora chissà dove.
Intanto vorrei sottolineare ancora una volta come questi prodotti sono comunque tutti prodotti non in serie, ma a ognuno di essi è stata dedicata l'attenzione di un capo unico, con queste manine qui. C'è tutta la Sicilia, nei colori e anche nelle forme. Non vedo l'ora che questa esplosione di colori e di sicilianità arrivi a casa vostra. E un caloroso saluto da Palermo. A presto!